è quel tipo di dolore che nessuna famiglia vorrebbe trovarsi ad affrontare, ma direi che nessuna comunità vorrebbe mai trovarsi ad affrontare un dolore così grande. Ed è necessario che ora tutta la comunità si stringa attorno alla famiglia per far sì che perché il dolore della morte non diventi a sua volta un dolore mortifero, cioè un dolore dal quale la famiglia non può più riprendersi. Per sopravvivere a un dolore così profondo come la morte di un bimbo di nemmeno 1 anno serve l'aiuto di tutti. Quello che deve avvolgere i genitori del piccolo Alessandro deve essere un abbraccio collettivo. Kevin e Laura non vanno lasciati soli in un vortice di angoscianti perché. Il rischio più grande quando ci sono delle morti senza cause è che non si riesca a farsene una ragione e che in qualche modo si cominci a cercare dei colpevoli, che si cerchino fuori o che si cerchino anche all'interno. Quindi genitori in questa situazione lasciati soli possono farsi una serie di domande. Non sarebbe successo se io ero presente? Lo avevo affidato alle persone giuste? Quindi sicuramente hanno bisogno di contenimento da parte della comunità e giustamente un pensiero va rivolto anche a quelle educatrici che si sono trovate ad affrontare un evento di questa portata. Solidarietà alla comunità di paese, alle stesse educatrici, arriva anche da Roncade, decisivo il ruolo degli enti locali, dei comuni. C'è lo sconforto dei genitori che sono i primi chiaramente a vivere questa situazione terribile, ma c'è anche lo sgomento per esempio di tutta una struttura educativo-formativa che deve continuare a svolgere il suo lavoro e pensate con che animo può farlo. La vicinanza è probabilmente lo strumento più forte che si ha in questi momenti e soprattutto evitare che appunto la comunità si disgreghi. Non è semplice, però chiaramente è l'unico strumento che abbiamo in questo momento.